Il fatto non sussiste, così si è espresso il 5 febbraio scorso il Tribunale di Agrigento, sezione penale, scagionando tutti e 10 gli autisti per i presunti provvedimenti disciplinari denunciati dall'azienda Tua di Agrigento, tra questi assolto anche il consigliere comunale di Agrigento Angelo Vaccarello. Una vicenda che ha avuto risvolti positivi anche in sede civile di lavoro, con un rinvio stabilito dalla Suprema Corte d'Appello di Palermo, confermando l'illegittimità dei licenziamenti, con 3 dei lavoratori coinvolti che hanno già ottenuto il reintegro attraverso tutti e 3 gradi di giudizio. La vicenda ora ha avuto risvolti sia in sede civile sia in sede penale definitiva, dove il Tribunale, sezione penale, dopo aver ascoltato le parti in causa, ha stabilito l'insussistenza dei fatti contestati, smontando definitivamente le accuse mosse dall'azienda. In una nota stampa l'USB Trasporti esprime grande soddisfazione per questo risultato, che conferma quanto da tempo sostenuto dall'inizio dei lavoratori. Di nuovo. L'USB Trasporti esprime grande soddisfazione per questo risultato, che conferma quanto da sostenuto fin dall'inizio di questi lavoratori. I licenziamenti erano pretestuosi e privi di fondamento logico e giuridico. È particolarmente significativo che i lavoratori, nonostante le proposte di accordi economici per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, abbiano scelto di proseguire la via della giustizia fino in fondo. Riteniamo, continua l'USB Trasporti, comunque necessario criticare l'atteggiamento mantenuto dalla Tua di Agrigento, che nonostante le ripetute sconfitte in sede giudiziaria sembrerebbe inamovibile sulle proprie posizioni. L'USB Trasporti continuerà a stare a fianco dei lavoratori nella loro battaglia per la dignità e la giustizia sul posto di lavoro.